Lei è un ambientalista fondamentalmente, si parla spesso in questo paese di dissesto idrogeologico, di piani per rimettere in sesto il nostro territorio che è sotto, come dire, spesso la minaccia di situazioni di emergenza che porterebbe anche, come dire, un sostegno anche da un punto di vista di occupazione. Anche in questo caso che cosa ne pensa? Certo, la ringrazio. Inizio dalla fine. In realtà il dissesto idrogeologico in questo Paese evidenzia in maniera, vorrei dire, sciagurata il fatto che non c'è stata gestione del territorio, manutenzione del territorio non si è mai fatta. Anche per questo nella mia introduzione dicevo non possiamo puntare i prossimi 5 anni sulle grandi opere. Noi dobbiamo puntare i prossimi 5 anni a riparare il Paese, a rimettere in moto la positività che metta in campo al primo punto il fatto che dobbiamo garantire il sistema territoriale, dobbiamo garantire la sicurezza della gente che ci vive in questo Paese e lo possiamo fare investendo esattamente in questo. Io posso dirle che leggendo alcuni dati è abbastanza spaventoso come abbiamo sprecato una montagna di fondi non recuperandoli dall'Europa, ne abbiamo mal utilizzati molti altri. Parlo dei 3 miliardi e rotti che abbiamo sprecato per le bonifiche, per esempio di 55 siti altamente inquinati in questo territorio. 26 erano quelli che erano stati identificati dal governo Prodi appunto per essere messi in sicurezza. Nulla di tutto questo è stato fatto. Gli alti costi di un territorio continuamente sottosopra, alluvioni, frane, tutto questo ha un costo aggiuntivo di cui si parla troppo poco e che aumenta il nostro debito, perché alla fine di tutto riusciamo persino ad essere penalizzati dall'Europa. Non parliamo mai, per esempio, di che cosa ci sta costando, 56 milioni, cito l'ultimo caso, solo per aver siglato l'accordo internazionale nel 2007 sulle discariche, sulla bonifica delle discariche, e non averlo fatto, non averlo prodotto. Noi da una settimana a questa parte abbiamo 56 milioni di contravvenzione e 256 mila euro al giorno di costo solo per il fatto di non aver provveduto ad adempiere a un impegno sottoscritto. Questo, associato a tutto il resto, ci rende evidente che noi paghiamo 3 volte lo stesso danno. Lo subiamo, lo paghiamo come danno diretto, almeno in parte, lo paghiamo come danno indiretto per non aver adempiuto al nostro compito di governo del territorio. Credo che questa sia un'emergenza vera, che noi non possiamo più, come dire, frenare su questa cosa. Noi dobbiamo capire che questo, tra l'altro, significa lavoro, una quantità impressionante di lavoro. Le cito soltanto un dato di cui non si parla. Parliamo dei forestali in Calabria e dei forestali in Sicilia, d'accordo? E diciamo devono andare a casa. 24.000, la Lombardia ne ha 600, non esiste. Bene, perché non li utilizziamo per quello che possono fare in termini di gestione territoriale? In fondo, il Trentino Alto Adige, con meno di 1 milione di abitanti, ha 17.000 vigili del fuoco, che non fanno solo spegnimento di incendi, fanno prevenzione, educazione nelle scuole e soprattutto fanno quella cosa che Carlo Petrini dice portare a spasso l'acqua quando piove. Fondamentale per evitare le frane nel territorio. Si fa gestione utilizzando le persone che hanno le competenze e possono essere formate a questo scopo. Si recupera lavoro, gestendo in maniera intelligente il territorio. Ormai è stato scritto ovunque. Noi abbiamo speso 3 volte e mezzo in termini di danno quello che sarebbe costato un'adeguata prevenzione. Tutto questo sono costi che non ci possiamo più permettere e oltretutto tutto questo ha portato dissesti, danni, insicurezza, morti, feriti e un Paese che sostanzialmente frana, ecco, anche dal punto di vista, diciamo, proprio delle politiche di intervento territoriale.